Variante Omicron sbarcata anche in Veneto. Il primo caso riscontrato della variante sudafricana riguarda un quarantenne vicentino. Si tratta di un uomo rientrato da un viaggio di lavoro in Sudafrica. Il signore in questione aveva fatto un tampone subito al rientro, era risultato negativo ed era già stato posto in isolamento, quindi lui era in isolamento. Cosa succede? Succede che dopo un paio di giorni lui avverte alcuni sintomi, viene effettuato un secondo tampone che risulta positivo e viene mandato all'istituto zooprofilattico per il sequenziamento e risulta quindi, riscontriamo insomma la variante Omicron e quindi di conseguenza scattano tutte le misure, però la persona in questione era già in isolamento preventivo. Pauci sintomatico in quarantena a casa, anche la moglie e uno dei figli risultano positivi al tampone. Pauci sintomatici, si attende ora l'esito del sequenziamento. Non abbiamo ancora notizie sui familiari, stiamo sequenziando i due riscontri positivi, quindi la moglie e uno dei due figli, tutte le due figlie che sono risultate positive presso l'istituto profilattico, ma non abbiamo ancora il responso. Chiaramente sono tutti in isolamento e sono anche scattate da parte dell'USL di Vicenza Berica delle misure da attuare. La famiglia era comunque, non era insieme a lui. Probabilmente c'è stato un contatto, almeno così, ma stanno cercando di recuperare e anche ricostruire all'aeroporto quando sono andati a prenderlo, io credo, ma comunque stiamo ricostruendo un po' tutto. Però insomma la situazione diciamo che sembra oggi sotto controllo e sono scattate le misure per quanto riguarda la scuola dove sono le figlie. E intanto continuano ad aumentare i contagi nel Vicentino, 473 nuovi casi positivi in 24 ore, 6 i ricoverati in terapia intensiva al San Bortolo.